la musica di Sassari, le canzoni di Sassari contengono un qualcosa di straordinariamente intimo che a volte quando le ascolti ti fanno anche piangere. Ed è vero. Io voglio anzitutto presentarvi colui che ci accompagnerà in questa, dando un'occhiata a Sassari, un'unciata a Sassari, ed è un vicino di casa, ormai possiamo definirlo, perché lui è affezionato a questa casa che è la casa di Sardegna Eras, e ci tiene molto a essere con noi stasera perché è uno di noi, e quando dico uno di noi dico Lelle Solinas, il mio vicino di casa, Lelle Solinas, il mio vicino di casa, Lelle è un artista a tutto tondo, è una persona che ha studiato musica, che la musica ce l'ha nel cuore, che la musica gli esce dal cuore, è una persona che ha conosciuto l'arte, la grande arte di un grande artista qual era Ginetto Luzzetta, perché Ginetto Luzzetta era veramente una grande bella persona, un grande artista. Io voglio dirti una cosa, io non ho studiato musica, io ho avuto la fortuna di vivere parte della mia vita insieme a un grande musicista che si chiama Ginetto Luzzetta, si chiama Piero Conco. Piero Conco, che è stato praticamente il mio mentore, è stato un grande maestro, anche se l'ho capito da grande, l'ho capito questo, perché prima insomma, poi perché sai, ci è voluto tempo, però l'ho capito, è stato questo, gli insegnamenti li ho avuti soprattutto da lui. Te l'ho detto che non hai suonato bene, Piero. Sono gli ultimi anni di vividamenti di Sassari, da allora e va presenti. Siamo andati rovindiolo di Sannia, ti raccontava roghi sul Siria, piazza d'Italia era di signori, saluto al Luciano e Canicianera, e lo Fioranico i zappatori, l'appuntamento in porta Sant'Antoni, piazza Tora, la si commentare, tutti in fila, romani a comparare, la sardina era un sarretto, era un solero, un poveretto, Portanova, gioca mezz'urriata, la pirandra, in via università, la giovra chi fazia ben per Troiani, Gravicella e Trapade, chi c'erano i tempi allora, no avevano, tanto si faceva male, si faceva bene. Santo Donardo e Santo Curinari, ancora senza libri in Cirimella, lo tabacchino di Annetta Pidoccio, un citto di garroba e caramella, usata a coscia a fuoco per i braceri, magna minori contare i cori, qualcuno farà fammi farsi un succo, veghi su chi si deccia a pavarroglio, oggi allora eri
sa. Tutti fuori insieme di libertà, caffutti centinaia di milioni, appena 2 o 3 mesi di prigione. E così caffuro bene, prigione poca, caffuro assai, caffuro poco, in galera. Ha migliorato il clarinetto. Grazie. Caro Lelle, mi stavi guardando, me l'hai detto. Non lasciarmi da solo, mi hai detto. Guarda che i miei amici mi hanno detto, ma sei emozionato? Oh, Manca appena. invece mi sono veramente... Mi sembri. Allora, questo brano di Eugenetto Luzzetta, magistralmente anche introdotto dal Clarinio di Piero, quindi farei l'applauso clarinetto. E tu ci tieni. Farei l'applauso al clarinetto di Piero Conco, ma non equivocate quando dico al clarinetto di Piero Conco, nel senso... Il clarinetto di Renzo Arbore, lui l'ha fatto per quello. Mezzanotte possiamo anche dirle certe fesserie. È vero anche che l'interpretazione di questo brano ti ha portato a cantarla ma a recitarla, e questo mi introduce anche nel fatto che Sassari, la poesia di Sassari, lo Sabia e Oburu, la poesia di Sassari ha qualcosa che comunque Piero te l'ha detto, no, la sto pensando da un mese, non interrompere. La poesia di Sassari è unica, è magica, e tu adesso non devi assolutamente far venir meno queste mie parole. Fammi vedere la tua magia. Voglio precisare, voglio dire a questo Mi meraviglioso... distacco un po', a questo meraviglioso pubblico che nella Sassaria c'è qualche piccola... cerchiamo di renderla così. Abbiate pazienza, abbiate pietà. La Denti di Dananzi, che poi è una richiesta che mi hanno fatto i ragazzi del coro, a un vecchio d'80 anni zoppa un'anca, la Denti di Dananzi da via, a dritta e a manca che giaga di danca. Dipende una di inguddissira, a dentista è andato a Bucanira. Basilio Falchi era un grande dentista di Sassari. Basilio era poltrone, era pusato, e con un sembo di gricco e di tinaglia la denti in un secondo mi era trazzato, ero vecchito serio. Dottore, non si raietta, no, la gorareta. Tocca a me, che prima da reballa mi riesce di bascialla, da poi se la pongo in una catturetta, il carascio del comodino, e ad ogni santi l'accendo un lumino. Così dicendo che con gran commozione io comincio a radenti a dirgli un'orazione. Addio, addio, denti di Dananzi, sincera amica della Abessinia, che fa 80 anni mai dentro in compagnia. Fideli si rimase la vita, in allegria e fu lui di dolori. Ma niente garri, aiuta con anghidda, arriva a si pigliare con tintura. Oh, canto all'inga in bocca con amore, le femmine faceva in gioventù. Finse la moglie mi si figlia, non mai tradito, no, come te che sa manca, chi mi sa anche fare una matracca, ha piccato come un baccagliato, non riesce neanche più a pisciare. Scusate. Adesso mezzanotte l'abbiamo passata, quindi però dai, Sassari questa capacità di essere ironici, autoironici, scherzare sugli altri, ma soprattutto scherzare
ironizzare su se stessi è la caratteristica più grande che Sassari possa avere, e tu oggi ne hai dato una bella dimostrazione. Ma è anche vero che tu appartieni a Ginetto Luzzetta, perché questo CD che avete fatto riprendendo le sue canzoni è un rivedere, rivisitare una persona, ripeto, un grande artista qual era Ginetto. Infatti l'altro brano che adesso ci presenti... Adesso in questo brano voglio raccontarvi Ginetto Luzzetta nella sua satira, no? Lui era praticamente il deluso sassarese in certe manifestazioni. Voglio raccontarvi la disputa di 4 vecchietti, Zio Brutto, Maslubreddu, Rimondicco e Cusantino, la puntiglia. Questa puntiglia che è finita in tribunale. Ve la racconto. Zio Brotto e Maslubreddu, Rimondicco e Cusantino, sobrienti tutti e 4, non si buoni a pasità. Se preto a tronca dura e la sovigna devi andare, Rimondicco, la riposo hai e insegnati a curare. Dove passa in campagna mia tu? Così chi fa puntiglia non lo da cani bassa, non intende né ragioni, in frittura finirà. Babili e babiloni, lo gattasto devi fare, e non giove tra Simponi, li bussessi a misurare. Lui uso a tutti i canti, fasiarecci da mancanti, domandenti fa contanti, quasi un sacco di dinari. Ognuno ha frequentato l'avvocato assai famoso, l'avvocato più tirioso che li possa divezzare. Ma vai a vedere, guarda di fare l'avvocato mio. Così pare un processo, lo piango e non mi oppongo, quando era la prima udienza, si comincia di così, vivienda un'altra di. Lavora a pari longa e vivia ogni 3 mesi, l'avvocato con i pesi, ora sarà da di dinare. Così per un processo, sono venduto un possesso, e che non fa rimesso, indovina dove è. Mi oppongo e non mi oppongo, cazzo l'avvocato una tubuccia, rodo e petti e prede ossa, di Rimondicco non finè. Da voi 4 anni appena, io tesoro a conclusione, non intende le ragioni per l'udienza da pagare. Ava che so e finiti, e a cronici sono finiti, tutti e 4 a raiorà, a favore